Edoardo, ci troviamo all'interno del Teatro Verdi di Padova, dove in questo momento, proprio alle nostre spalle, si sta svolgendo il laboratorio di drammaturgia all'interno del progetto Universierie. Sì, Gaia, ricordiamo che il progetto Universierie è un laboratorio di recitazione e drammaturgia rivolto agli studenti universitari della città di Padova, organizzato dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con la compagnia Amor Vacui. E allora andiamo a vedere cosa si nasconde dietro una di queste porte. Andiamo! Maddalena, da dove vieni? Da Telio Veneto, In? provincia di Venezia, in Veneto. Ah, perfetto. Ed è la tua prima esperienza con il teatro? Sì, non ho mai recitato, non ho mai scritto un testo teatrale. È molto curiosa questa cosa perché io ho fatto il provino per diventare attrice e in realtà poi mi hanno spostato nel laboratorio di drammaturgia. Ma comunque è una bella esperienza. Quindi insomma. cosa diresti che ti sta dando Universierie? Mi sta dando un sacco di cose, io non me l'aspettavo, appunto era per provare, per avere qualcosa da fare nel tempo libero e devo dire che scrivere cose che ho in mente sempre, quindi buttarle fuori è davvero una cosa che consiglio a tanta gente perché mi aiuta anche a capire me stessa e dare voce ai miei pensieri. Ecco, quindi assolutamente consigliato. Io sono Michele e coordino il laboratorio di drammaturgia. Io sono Diego e sono il suo assistente da quest'anno. E dopo diversi anni, anzi una militanza in tutte le passate stagioni di Universierie come partecipante drammaturgo. Quello che facciamo come laboratorio di drammaturgia è appunto a scrivere gli episodi di questa serie teatrale, quindi sono 4 episodi di più o meno una mezz'oretta che andranno in scena nel mese di maggio e poi dopo ci sarà una maratona con tutti quanti gli episodi. Quest'anno cambia leggermente il format rispetto agli scorsi, però rimane un prodotto in cui ho sempre creduto e che forse da quest'anno sta credendo in me, quindi mi sono ritrovato a vedere anche cosa succede dall'altra parte, quindi come pensare l'episodio. Sì, quello che abbiamo fatto di nuovo quest'anno è stato fare anche tutto un percorso con i drammaturghi insieme agli attori, in maniera da decidere insieme e capire insieme quali erano i temi di cui ci interessava, che interessavano appunto ai partecipanti parlare, trattare, affrontare. Per cui abbiamo fatto questo periodo tutti quanti insieme per raccogliere del materiale e adesso nel corso di questi incontri lo stiamo organizzando, ci stiamo costruendo delle storie sopra e gli stiamo dando la forma di spettacolo. Sì, esatto, per la prima volta abbiamo voluto provare a prendere direttamente le idee e le storie degli attori stessi, dei ragazzi che partecipano al laboratorio. Sì, direi che la novità di questa stagione è che abbiamo tolto i personaggi e abbiamo portato avanti le storie vere o che interessano a noi e ai partecipanti. Bene Edo, allora abbiamo scoperto che cosa accade dentro un laboratorio di drammaturgia. Certo, e prossimamente vedremo di insinuarci anche nel laboratorio di recitazione per scoprire cosa dobbiamo aspettarci dalla messa in scena finale di maggio a cui noi non potremo assolutamente mancare, e neanche voi. E neanche voi. Alla prossima dal Teatro Verdi di Padova. Ciao!